Buongiorno, ringraziabi de Segunoi per studer su giorno in Erbadiolunde e Campacuio di ma parla d'un evenimento che si basa ogni anno di dicembre in Erbadioli so gli scontri di Uinu ne baremo subito con uno degli organizzatori di Bastien Santucci. RCFM e Campacui. Questi scontri sono nati in una serata, come si fa delle volte in nostri paesi, a canti, a chitarra, e c'era due o tre amici che ci piaceva Uino e l'estate passata di sta serata abbiamo fatto una manifestazione, c'erano artigiani, c'erano vignaioli, cioè abbiamo detto che un affare così si può fare in nostro paese senza avere a aspettare che lui sia un tale che dice di va qui. E ci siamo detto, facciamo questo di dicembre, quando in nostri paesi non c'è tanta affare a fare, non c'è tanti veste e non c'è tante manifestazioni. Allora, la filosofia di scontri è di va mettere appena un éclairage non questi vignaioli che lavorano tutti gli anni, cerchiamo di fare che questi artigiani siano appena presentati, c'era di nostre idee di va che come si vede stasera così su spirito di amicizia, su spirito di va spartimento che sia un nostro avvenire in Erbadiolo. Allora in questi incontri ci sono vignaioli e poi ci sono di noi artigiani, in giro di usare bene, c'è di noi usare mangiare e abbiamo fatto che in nostri paesi ci sono pastori, ci sono gente che fanno la charcuteria, che fanno il formaggio, che fanno la farina castagnina, metti in balla tutti questi prodotti in giro di Uino. La gente viene dappertutto, viene siamo quasi 800 visitatori che vengono, ma ci sono vignaioli che vengono da Corsica Suttan, da Corsica Subrana e poi come l'epida di Natale c'è abbastanza gente che viene per fare i regali e che ha passato una giornata per bere per tutti i prodotti herbaiolacci. Et demain, déjà notre quatrième jour des Campacuis Herbadiol, où demain nous allons aller visiter un village abandonné, le village de Cazé, en compagnie de Gabriel de Jagarot-Aviagne, un jeune passionné du patrimoine de son village. A domani dunque per un nostro guartoiolo dei Campacuis in paese d'Herbadiol. RCFM e Campacui.